Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Bentrovati, eccoci anche oggi in diretta per una nuova puntata di Diritti Negati insieme all'avvocato Pierpaolo Rodighiero, responsabile del Codacons Cosenza. Bentornato avvocato. La scorsa settimana ci eravamo lasciati, no, con questo, abbiamo parlato del reddito di cittadinanza, i requisiti eccetera, oggi torneremo ad occuparcene, ma parlavamo proprio del fitto, ne parliamo tra poco perché abbiamo già una telefonata. Pronto? Sì, pronto, buonasera. Mi scuso se è venuta così, però non riesco poi a prendere più la linea. Volevo porre una domanda all'avvocato. Intanto benvenuta signora, la ringrazio per aver telefonato. Prego, lei chiama da Cosenza? Sì, chiamo da Cosenza. Volevo fare una domanda all'avvocato. Prego. Grazie. Dunque, buonasera avvocato. Mia figlia ha fatto l'ISEE, che ancora non ci è arrivato, e nell'ISEE nella documentazione ha dichiarato una macchina molto vecchia che però sta ferma da anni, però l'abbiamo dichiarata. Siccome ha trovato un'amica che fresca di patente che vorrebbe impratichirsi con una macchina vecchia, vogliamo sapere se la possiamo vendere o poi potrà inficiare dopo per la richiesta del reddito, eventualmente del reddito di cittadinanza. Allora, perfetto, noi sappiamo che per l'esclusione, bisogna avere una macchina di cilindrata non superiore ai 1600. Guardi, questa è una vecchia Y dell'88. Perfetto. Y10. Allora, anche dichiarandola nell'ISEE non gli muta la situazione, per cui dichiarandola, perché la dovete dichiarare, perché per l'ISEE 2019 dovete portare la documentazione anche per i beni mobili e quindi anche per l'autovettura. Ovviamente, essendo molto datata, e la data di acquisto... Sì, è d'epoca ormai. Sì, ma la data di acquisto di questa autovettura è molto datata nel tempo, o la vendete o non la vendete, nulla vi cambia, per cui se avete gli altri requisiti per accedere al reddito di cittadinanza non c'è nessun problema che la vendete, perché non è una macchina nuova che avete acquistato adesso e quindi per aggirare la norma l'andate a vendere. No, è un'autovettura che risulta da quanto tempo è intestata a vostra figlia, per cui vostra figlia, anche se non la vende, ha i requisiti. Figuratevi se la aliena, se la vende a terzi, per cui o la vende o non la vende, a vostra figlia nulla cambia per quanto riguarda, perché già nei parametri di legge, anche se è titolare e proprietaria dell'autovettura, per cui non c'è nessun problema. Questa è una norma per le autovetture nuove, diciamo, che non devono essere... di una certa cilindrata. cilindrata. L'avevamo capito. E volevo chiedervi ancora una cosa. Per la cittadinanza, cioè basta la cittadinanza italiana, mia figlia è 100% italiana dalla nascita, oppure anche la residenza da almeno 10 anni, o basta solamente la cittadinanza italiana? No, allora... Per la domanda per il reddito di cittadinanza, basta solo avere la cittadinanza italiana? Allora, per i cittadini italiani non c'è nessun problema, quindi basta la cittadinanza non italiana. c'è nessun problema. Okay. Per quanto riguarda coloro che sono di paesi europei o extraeuropei, devono essere legalmente residenti in Italia da non meno di 10 anni e in modo continuativo negli ultimi 6 mesi, comunque in modo continuativo, quindi devono avere non meno di 10 anni di essere legalmente residenti in Italia e nell'ultimo semestre in modo continuativo, perché ci sono molti che stanno un mese, poi 6 mesi stanno all'estero, poi rientrano in Italia, per cui 10 anni comunque che hanno il permesso di lungo soggiorno per stare in Italia e gli ultimi 6 mesi da quando è stato licenziato, quindi il 5 febbraio 2019, devono essere 6 mesi indietro
essere mi guardo la sempre mia residenti in posizione, noi Italia, siamo però cittadini vale italiani da solamente, sempre. sì, però sono norme che non valgono ovviamente per i cittadini italiani. I cittadini italiani ovviamente non c'è nessuna limitazione, cittadini italiani devono essere cittadinanza italiana, cioè la residenza, ecco, nati in Italia da genitori italiani, oppure che sono diventati cittadini italiani, non c'è nessun problema. Va bene, Va signora? bene. Grazie signore, grazie, buonasera. Entro il 6 marzo la domanda, dal 6 marzo in poi la domanda. Quindi prima si fa la domanda, poi dopo un Sì, mese... perché dal 6 marzo si incomincia la domanda per avere la prima erogazione ad aprile 2019. Certo, intanto nel frattempo avranno trovato i tutor, i navigator, si spera. Perché... Al momento non abbiamo notizia di selezioni, ne parliamo ancora, dopo magari. eppure manca davvero poco. Intanto Manca salutiamo... una manciata di giorni, ci veramente. siamo ormai. Intanto salutiamo chi è in linea. Pronto? Sì, pronto, buonasera. Volevo Salve. fare una domanda all'avvocato, se è possibile. Prego, intanto benvenuto. Da dove ci chiama? Chiamo da Cosenza. Benvenuto. Prego, faccia la domanda. Ma io volevo chiedere all'avvocato, ma la collocazione per quanto riguarda gli invalidi, grandi invalidi, come viene messa adesso? Nel senso che noi che abbiamo questi invalidi dentro casa, no? Abbiamo un 24 ore su 24 ce ne occupiamo. Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, c'è prevista qualcosa sull'aumento di queste pensioni di invalidità o niente? Allora, come abbiamo detto, se c'è un grande invalido naturalmente prenderà la provvidenza mensile perché è invalido al 100% e anche l'indennità di accompagnamento. Diciamo che queste sono le misure garantite dallo Stato. Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, non viene integrata l'indennità, cioè l'indennità, quello che prende sia a titolo di indennità previdenziale che di indennità di accompagnamento. Sono 290 euro al mese. Sì, non muta, voi prenderete sempre la stessa somma dall'ente previdenziale. Quello che muta è praticamente l'integrazione che il soggetto avrà perché è inserito in un nucleo familiare, cioè la persona che ha questo, diciamo, invalidità, se a seconda della composizione del nucleo familiare avrà un'integrazione, quindi non gli aumenta la pensione, cioè quello che prende perché è immutabile quello, avrà un'integrazione a seconda della composizione del nucleo familiare, per cui certamente dovete fare la domanda. Quindi c'è un'integrazione. Scusi avvocato, io pensavo che c'entrava già in automatico. No, in automatico è a domanda, in automatico non avviene niente. Se uno è nelle condizioni di avere il reddito di cittadinanza o la pensione di cittadinanza è solo a domanda, in automatico non avviene niente. Ecco perché si invitano tutti quanti a recarsi presso gli intermediari per l'INPS, cioè i CAF o i patronati, perché la domanda si fa online e quindi invito tutti quanti, perché lì vi fanno il certificato ISEE con tutta la documentazione, eccetera, eccetera, e quindi è solo a impulso di parte, in automatico non avviene niente. Quindi fare la domanda. Ho capito, ma da noi i CAF e tutto il resto, voi sapete bene che non è che sanno più di tanto, Cioè i CAF in tutta Italia, il sistema per accedere ad inviare le domande online è uguale in tutta Italia, il software è uguale in tutta Italia. No, attualmente ci dicono che non c'è nessuna disposizione in merito, che non si sa. Ecco. Allora, guardate, il 6 marzo iniziano le domande per tutte le misure licenziate il 5 febbraio 2019, quindi fra pochi giorni. Quindi per forza gli uffici preposti saranno in grado di espletare tutte le pratiche, per cui non c'è nessun problema, cioè voi
rivolgetesi a qualche altro CAF, Sì, cioè, per dirvi, perché per forza di cose, cioè, purtroppo ancora non è che si sa molto. Ancora non anche so se perché sono arrivati i software poi, perché bisognerebbe capire se sono No, già... ma Guardate, dicono che il c'entra 6 questo fatto dell'ISEE a 9.360. 9.360 euro e si chiama Ecco. Nuovo ISE 2019. Noi come Ma- associazione di consumatori, benché sappiamo esattamente tutto su queste misure, però Sì. non abbiamo nessun accesso per inviarle noi online, però Ci vogliono i software, appunto. ci vogliono i software che abilitano, e i CAF sono gli intermediari, uno degli intermediari abilitati. Quindi dal 6 bisogna poi fare la domanda. Dal prescindere 6, poi perché del reddito. il 6 vengono pubblicate sul sito, Ho capito. quindi Va benissimo, tutti i moduli, però quello che vi invito a fare, prima del 6 recatevi a un CAF o un patronato, in modo che già preparate la documentazione, in modo che fate soltanto un accesso al CAF, perché immagino che saranno molto congestionati, per cui la documentazione, a secondo della tipologia del nucleo familiare, quindi se dovete presentare certificati medici, se vi dovete far rilasciare qualche attestato dall'INPS, è meglio che andate prima, in modo che dal 6 in poi fate un solo accesso, perché altrimenti saranno molto ingolfati, per cui una volta che andate è meglio che andate, ecco, è definita la pratica. Avvocato, un'ultima domanda volevo fare. Ma il reddito di ISEE 9.360 per chi ha un invalido dentro casa viene aumentato, ci sono dei moltiplicatori, quindi per l'invalido si passa a 5.000 euro in più, viene innalzato, vi viene corrisposto 5.000 euro in più e aumenta anche la soglia ISE, così come per ogni componente, per cui 9.360 è la quota che non si può superare. Dopodiché, a secondo della composizione, ci sono degli indici che praticamente vengono ad aumentare quella soglia, che ve lo dice solamente il certificato ISE. Quindi sono già stati pubblicati praticamente quanto si percepisce a seconda del nucleo familiare e a secondo della scala di demoltiplicazione che si applica. Ecco, quindi ce li ho già io perché sono già stati pubblicati, però questi calcoli con i dati li lavorano i CAF. Certo, noi non abbiamo i software, cioè noi non li forniscono perché non siamo intermediari, ecco, per quanto riguarda... Quindi è una fase un po' anche di confusione. Io la ringrazio intanto per aver telefonato, perché intanto, grazie a voi. Grazie, i CAF si devono attrezzare, quindi una misura... È una fase di confusione, perché diciamo che la richiesta sono milioni di cittadini, certo, e praticamente se non trovano risposta, questi quando faranno bene la pratica? Ecco, quindi diciamo ci sono i cittadini che non trovano risposte, questo diciamo che un poco, ecco, sono delle irregolarità un po' gravi, perché... diciamo chi deve accedere a una misura del genere deve conoscere con anticipo quello che la documentazione, come fare, eccetera. Non lo stiamo dicendo, però poi materialmente, siccome è online, ci deve essere proprio l'intermediario riconosciuto dallo Stato, in questo caso i CAF, che comunque devono dare risposte certe, celeri e offrire questo servizio, perché chi richiede queste misure sicuramente sono persone o nuclei familiari che vivono nel bisogno. Intanto c'è molta salvaguardiamo questo certo, aspetto. Intanto salutiamo chi è in linea. Pronto? Salve, buonasera, chiamo da Cosenza. Benvenuto intanto, prego. Vorrei fare alcune domande all'avvocato, se prego. Gentilmente. Allora, vorrei fare una domanda all'avvocato per il reddito di cittadinanza. Chi è che invalida al 100% con l'accompagnamento? Ci rientro in questo reddito? Allora, sì, praticamente abbiamo risposto nella precedente telefonata. Chi è invalido al 100% e ha un'indennità di accompagnamento deve fare la domanda, perché in questo caso la integrazione, l'aiuto, se è in un contesto familiare naturalmente, se è inserito in un nucleo familiare, viene data una somma che comprende non in aumento a quello che già percepisce,
ma va a verificare qual è la composizione del nucleo familiare e viene data una somma aggiuntiva. Quindi nel momento che si fa la domanda, il nucleo familiare è composto da figli minorenni o da figli maggiorenni, però in età per essere utilmente collocati al lavoro. Se ha una moglie, se è in età utilmente collocabile al lavoro, e quindi sono tutti parametri, quindi perché ricordiamoci che il reddito di cittadinanza serve per aiutare, dare una mano, ma il fine ultimo è quello di trovare un lavoro. Quindi tutte queste persone che fanno parte del nucleo familiare, dove è inserito la persona che ha questa patologia e quindi anche con l'indennità di accompagnamento, viene data una somma del nucleo familiare, quindi non viene aumentata la pensione o l'indennità di accompagnamento, viene data una somma, sempre con la CARD, da spendere per la famiglia, che terrà conto proprio della composizione del nucleo familiare. Perfetto. In queste somme aggiuntive ricordiamo sempre, se c'è una casa in fitto verrà data una corresponsione fino a 280 euro mensili per pagare il canone di locazione. Se ha un mutuo acceso, fino a 280 euro mensili per andare a pagare il mutuo, le rate di mutuo. Per cui una volta che si va presso un CAF o un intermediario autorizzato, tutta questa documentazione deve essere portata in modo che si lavora la fotografia socio-economica del nucleo familiare e poi verrà data questa somma che non è un'integrazione, cioè gli assegni previdenziali rimangono uguali, però integrerà questa somma a seconda del nucleo familiare, per cui dovete fare certamente la domanda. Certo, Andate prima sempre, perché così vi preparate tutta la documentazione che ci vuole, in modo che si abbia una fotografia certa della composizione socio-economica, quindi vi chiederanno tutta una serie di documenti, giacenza media dei conti correnti, donazioni, successioni, autovetture e quant'altro, in modo che... Ok. Sì, ma gli spiego subito, Avvocato, perché diciamo che invaluta al 100% sono io, gli dico la verità. Siccome io sono non vedente, sono sposato e mia moglie non ha mai lavorato, neanche io, abbiamo 2 figli minori e siamo pure in affitto. Perfetto, vostra moglie è utilmente collocabile al lavoro perché non avrà 65 anni, per cui No, c'ha 40 e quindi i figli minori voi avete praticamente, vi aumenta anche il limite di reddito per accedere, per cui siete nelle condizioni ottimali per poter chiedere il reddito di cittadinanza. Va bene? Sì, siccome ho sentito parlare chi è che invaluta al 100%, diverse volte l'avvocato dice che l'INPS dà un bonus. Ah, un'altra cosa. Quella quindi è un'altra cosa, bonus ma, elettrico, bonus gas, queste cose qua, perché c'è anche un bonus, però non so se vi serve, per chi è titolare di legge 104, ha dei tassi agevolati per il mutuo acquisto prima casa. Quindi forse questo... No, sono in affitto, ho la 104 ma sono in affitto. No, vi sto dicendo il bonus per chi ha queste patologie è sia per accendere un mutuo a tasso agevolato per l'acquisto prima casa, e poi ci sono i bonus normali, gas e luce. Quindi quello approfittatene se non l'avete già fatto, sempre tramite CAF. Sì. Va bene, la ringrazio, signori. Grazie anche a lei. Quindi dicevamo che siamo in una fase, diciamo, di attese, anche di rodaggio, perché insomma abbiamo visto che gli uffici non sono attrezzati al meglio per accogliere, insomma, c'è molta confusione, perché sembra che la cittadinanza, naturalmente perché poi ci arrivano telefonate da tutta la regione, sembra che non sappiano dove andare a prendere informazioni, che è una cosa veramente molto strana. E poi c'è il problema dei tutor, vediamo se riusciamo a parlarne, perché poi dobbiamo parlare anche del FITO, dell'affitto, perché in base a quanto è stabilito dal decreto, chi rientra nel reddito di cittadinanza avrà, cioè lo Stato pagherà 200 fino a 280 euro mensili che poi parliamo, perché è una norma anti-elusione fiscale. Ecco, a proposito di fitto, perché è importante registrare il contratto di affitto, perché altrimenti
insomma, a parte che si evadono, no, le tasse da parte del titolare dell'appartamento, ma poi insomma, la persona che magari ne avrebbe diritto non può usufruire, non può accedere a queste misure. Salutiamo intanto chi è in linea. Pronto? 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 Salve, da dove ci chiama? Io chiamo da Corigliano, provincia Cosenza. Benvenuta. Sono la signora Dora Curti. Benvenuta signora, prego. Io chiamo da Corigliano. Salutiamo Corigliano, ecco. La bella città di Corigliano. Sì, la sentiamo. Sente, signorina, e buongiorno avvocato. Corigliano lo abbiamo capito, abbastanza furbi, perché vanno a lavorare ai mandarini, alle arance e poi si fregano anche la pensione, perché dici che sono malate di cuore, malate di così e malate di colà. Io, caro avvocato, sono vedova, a 15 anni, mio marito è volato con un tumore che non c'è stato termine. Mio figlio è laureato a 13 anni in scienza politica con 7 lingue straniere e mio figlio a me mi deve lavare i piedi, mi deve tagliare le unghie, mi deve aiutare a fare la doccia, perché io ho un maschio e una femmina e siccome la femmina ha 3 figlie e la casa e quindi non può venire dietro di me. Perfino io avevo la pensione, perché la mia pensione, caro avvocato, io ce n'ho 7 miei nipoti che sono avvocati, medico e tutti giudici, anche mio cugino giudice. Allora signora, abbiamo se fate la domanda, però fate la domanda. Quando è morto mio marito, me la tolgono, perché io tutte le carte delle... Allora signora, intanto se ci ascolta... Aspetta, ti voglio dire la fine, perché loro mi conoscono tutto. Io ho fatto... No, io signora le volevo dire, intanto se abbassa un po' il volume del televisore. Ora chiudete, signora, se mi fai parlare stai Sì, si abbassa un po' il volume del televisore, non riusciamo a sentirla meglio, altrimenti sentiamo con l'eco, non riusciamo a capire bene. Perché siccome che io sono a casa sola e sono rimasta unica della mia famiglia tutta numerosa, mio figlio a casa un giorno sì un giorno no, però il maschio non può fare tanto di quelle cose alla femmina, perché se una femmina allora vuol dire che la femmina è più capace per la mamma, ma il maschio dove deve andare bene non viene dietro di me, che poi c'ha pure i figli. Allora loro mi chiamano sempre di l'Indice, signora Curti, dici, allora, fai i certificati. Signora, noi purtroppo abbiamo dei tempi, ecco, se dei fate tempi la domanda... Signora, se fa la domanda, perché noi purtroppo abbiamo tempi televisivi, capiamo un po' anche lo sfogo della signora chiaramente, però se riusciamo a fare le domande... La domanda, che cosa, che qual cosa è il serve? problema, signora? Cosa vi serve? No, è caduta la linea. Vediamo un attimo che vi può servire, perché non abbiamo compreso, forse non... E quindi non sono stati giochetti, perché se io ne davo tutti i giochetti, quando è morto mio marito, mi aveva sposato, era finito tutti. Allora signora, facciamo così. Forse allora, andiamo in pubblicità, andiamo in pubblicità, signora. così. Se riesce a fare la domanda in tempi rapidi, perché noi abbiamo tantissime altre telefonate, noi vorremmo ascoltarvi tutti chiaramente, perché questo è uno spazio che è nato proprio per far sentire la voce dei cittadini, capiamo che ci sono tantissime situazioni, tantissimi problemi, quindi se riusciamo a fare le domande in maniera veloce forse riusciamo a parlare con più persone. Vediamo poi se con la signora riusciamo a sentirci dopo, perché dobbiamo dare la linea alla regia. A tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.
Eccoci di nuovo in studio, continuiamo a parlare con l'avvocato Rodighiero. So che ci sono tantissime persone che vogliono intervenire in diretta, quindi la preghiera che rivolgo a tutti magari di fare degli interventi e le domande brevi, così magari daremo la possibilità un po' a tutti di intervenire. Allora, salutiamo intanto chi è in linea in questo momento. Pronto? Pronto? Salve, da dove ci chiama? Da Rende, mi chiamo Maria Rosaria. Benvenuta signora, prego. Grazie, volevo chiedere all'avvocato una cosa un po' particolare. Io sì. Mi sentite? Sì, prego signora, la sentiamo bene, faccia la domanda. Volevo dire all'avvocato Rodighiero che io ho 2 pensioni, una mia che ho lavorato e una di invalidità e una di reversibilità di mio marito. Quella pensione di mio marito di reversibilità ha avuto un pignoramento del quinto di 18 euro. Un pignoramento del quinto di 18 euro. Adesso la mia pensione, praticamente io mi pago INPS, ho un solo codice fiscale e 2 pensioni accreditate, come voi ben sapete. Al netto io prendo 1080 euro al mese, avvocato. Di questo pignoramento che mi è stato fatto, 18 euro, io non so né a chi lo pago né a chi li do i soldi, niente. Sono andata all'INPS, l'INPS mi ha detto che è impossibile saperlo, va bene. Siccome sono poco mi sono consolato, ho detto vabbè, la cifra è poco, se dovevo dare questi soldi li do e basta. Però adesso è sotto il nostro problema, avvocato, sarò breve. Io avevo un debito presso una finanziaria, questo finanziario mi ha fatto degli atti, ha venduto il debito, l'ha data ad un recupero crediti. Sì, prego signora, continui. Il recupero credito, avvocato, mi ha fatto un atto dicendo del tribunale che vuole 9.000 e rotti euro, che io non ho e non ne posso dare. Adesso mi possono pignorare lo stesso la mia pensione? Ma voi avete casa di proprietà, signora? Di 500 euro. Allora, va bene. Okay. Allora, voi avete casa di proprietà? No. Oh. Allora, tenete presente che per quanto riguarda il regime pensionistico ci sono diverse tipologie di pensione. Alcune possono essere pignorate, alcune no. Alcune fanno reddito, altre no. Per quanto riguarda voi che prendete, senza entrare nel dettaglio, però per essere concisi e concludenti, voi prendete 1.080 euro di pensioni mensili. Al netto di tutte e 2 le pensioni. Perfetto. E vi ho detto che anche lì c'è da andare a vedere la quota, non la quota, la pensione che è pignorabile oppure no, perché c'è differenziazione anche nel regime pensionistico. Ma teniamo come base che voi prendete questi 1.080 euro. La Corte Costituzionale ha avuto modo di intervenire e dire che per quanto riguarda le pensioni, la quota impignorabile attualmente è 640 euro. Che cosa succede? Che non si possono toccare, signor. Impignorabili. Allora, 640 euro, però mi dovete stare a sentire così ci capiamo subito. 640 euro è la quota impignorabile. La rimanenza può essere pignorata nella misura del quinto, poi non è possibile fare più nulla. Quindi questa è, per cui i 640 euro, voi avete 1.080, rimangono circa 400 euro, vi possono andare, la somma massima, voi potete avere anche 10 milioni di debito, sono praticamente un quinto di 40, sono 80 euro. Sì, però avvocato, se loro già la pensione di mio marito me l'hanno pignorata, sì, ma vi sto dicendo in generale, per cui stavo dicendo, per non essere molto tecnico, che rischio di non farmi capire, praticamente questo è in linea generale, per cui la quota di impignorabilità è 640 euro mensili,
tutto il resto, l'eccedenza, può essere pignorato nei limiti di 1/5 e stiamo parlando di debitori privati, perché per equitali e riscossioni c'è un discorso a parte. Voi che avete questa differenziazione di pensioni, per cui una è pignorabile e una no, cosa vi consiglio? Intanto sapete com'è la normativa. In modo molto semplice, rivolgetevi a un'associazione di consumatori, a un legale di fiducia, a un patronato che fa previdenza. I patronati li trovate dove ci sono i CAF, ecco, per essere chiari, in modo che praticamente vedono la vostra posizione, le due pensioni, e praticamente vi possono dire benissimo quello a cui andate incontro. Vi posso già dire che naturalmente non vi preoccupate, essendo questa la vostra situazione, della finanziaria che vi sta premendo per il pagamento di quella somma, ecco, diciamo, perché c'è poco da prendere, diciamo. Perdonate, io non ho una casa. Sì, ma ve l'ho già detto, signora, però vi dovete, indipendentemente, ecco, queste parole che vi ho detto, queste sono norme di legge, per cui vi ho detto la normativa generale. In più, per quanto riguarda gli emolumenti che voi prendete, le due pensioni, siete ancora più avvantaggiata, per cui statevi tranquilla, diciamo che nessuno vi viene a prendere l'alza pensione più di quello che hanno già aggredito, questo vi voglio dire, perché non c'è proprio dove andare a prendere, diciamo. Quindi deve agire comunque attraverso un'associazione dei consumatori, ma un certo, legale, per avere, ecco, in modo che glielo spiegano cartaceamente quello che è. La signora può stare tranquilla perché, diciamo, non... Sì, ho chiamato un avvocato di mia conoscenza, e mi ha detto che sei impignorabile, però dice, mi dovrei vedere il tutto, quindi vuole vedere la documentazione. Vabbè, è chiaro che ma questo è chiaro, signora, per la documentazione, perché così vi fa proprio esattamente, ve le mette per iscritto, praticamente vi fa proprio un calcolo proprio analitico, matematico, proprio di quello che vi può succedere. Non vi può succedere nulla da quello che mi avete detto comunque, sì, giusto per farvelo spiegare. No. Però tutto questo vi potete rivolgere anche a un patronato, quindi che fanno ma solo... per fare un'opposizione ci vuole sempre un legale. Per fare? Un'opposizione. Un'opposizione. Ma dipende opposizione se ci sono gli estremi, sicuramente, però se dovete fare un'opposizione rivolgetevi a un patronato, come no? Anche ma ritengo che con il reddito che voi avete accedete al gratuito patrocinio, per cui vi potete rivolgere anche a un legale esterno, a un legale libero che è in regime di libera professione. Comunque la documentazione deve con essere... Con la documentazione, perché accedete al gratuito patrocinio. Per cui... Bisogna comunque portare la documentazione. La documentazione è essenziale. Va bene, siete stato molto gentile. Vi ringrazio. Grazie a lei, signora. Io faccio una preghiera anche a chi telefona in questa trasmissione, magari se ci ascoltate attraverso la cornetta del telefono e abbassate il volume del televisore, perché abbiamo poi difficoltà qui in studio a capire, con il digitale c'è questo ritardo, no, nelle parole, quindi è importante poi capirsi bene, perché sono anche degli argomenti molto, molto delicati. Poi chiaramente le risposte da questo studio sono in linea generale, la documentazione non possono che essere in linea generale, nel caso singolo va analizzata chiaramente la documentazione. Intanto salutiamo chi è in linea. Pronto? Pronto? Salve, da dove ci chiama? Da Cosenza. Prego. Faccio anche a lei la solita preghiera, se abbassa il volume del televisore, perché noi sentiamo l'eco qua in studio. La ringrazio. Benissimo. Prego. Allora, la premessa è questa. La signora di cui si parla è una straniera, una ucraina esattamente, che è in Italia da quasi 20 anni. Pensavo vi riferiste alla telefonata di prima e ho detto è vero che abbiamo una rete di telespettatori, però interagiscono online. Ecco. No, invece è un caso a parte, ecco, questo. Insomma. Perfetto. Abbiamo una signora straniera, quindi? Prego? Allora, dicevo che si tratta di una signora straniera che ha comunque il permesso di soggiorno. Da più di 10 anni?
Sì, da più di 10 anni. Perfetto. E in Italia da più di 10 anni. Perfetto. Ha avuto un rapporto di lavoro come collaboratrice domestica presso delle famiglie. Dall'ultima famiglia, vabbè, è andata via, per giusta causa dice lei, ma lasciamo stare questo fatto. Sta di fatto però che è entrata in disoccupazione. Mi sembra adesso venga detta NASPO, una cosa del genere. NASPI, benissimo. Allora io le chiedo, avvocato, questa signora, tra l'altro questa nel paese dove abita, aveva anche delle somme che integravano il suo rapporto con una casa in affitto, no? Il buono casa, non so cosa viene fitto casa. Fitto casa, benissimo. Allora le chiedo, questa signora in queste condizioni, prendendo da quello che mi risulta 400 e più euro al mese, può fare domanda per questo reddito di cittadinanza che sta un pochettino, mi permetta questa mia considerazione personale, sta un pochettino scombussolando il rapporto di lavoro. Perché? Perché chi va a trovare o vuole trovare una signora o un signore che vuole portare in casa come collaboratrice o altro e vuole, come me, vuole assicurarla, va bene? Questa signora, una volta diciamo discusso, poi scompare. Perché? Perché già quando viene a parlare già fa un lavoro in nero e poi spera di accedere a questo maledetto o benedetto reddito di cittadinanza. Cioè, tornando alla fine allora, perché sennò troviamo troppo carne in cosa. Che succede? Voglio chiederle, può in questa situazione di NASPI di 400 e più mila lire la signora fare domanda per accedere eventualmente al reddito di cittadinanza? Se hai i requisiti... Allora, il reddito di cittadinanza è compatibile con la NASPI, quindi sì. È compatibile con la NASPI, quindi sì. Può accedere. Risposta secca, quindi può accedere, poi chiaramente... Indipendentemente dalle vostre valutazioni di carattere socio-economico, politico, eccetera, però che succede? Qualora lei avesse questo reddito... Sì, allora ci dica, qualora lei riuscisse ad essere inserita tra i beneficiari del reddito di cittadinanza, vabbè, che mi sembra a somma 700 euro e altro, mi sembra. Un po' di più. Il fitto, sì, esatto. Supporto della NASPI, sì. Sarebbero praticamente quasi 1200 euro al mese. Ora, in una vertenza, va bene, con un datore di lavoro... che vi interrompo un attimo, così facciamo una premessa. Le somme percepite in NASPI vengono detratte dal reddito di cittadinanza, ovviamente. Ah, ho capito. Ovviamente. Quindi non quindi costituisce solo 380, per chi è in NASPI, quindi perché è compatibile, non percepisce NASPI e reddito di cittadinanza. Intera. Dalle 780 euro viene detratta la somma NASPI, quindi se a uno cui però 400... va aggiunto la somma del pagamento del canone di locazione della signora. Ecco, questa è la premessa. Intero? 280 euro mensile, va a coprire fino a 280 euro mensile, sia per canone di locazione sia per mutuo fitto prima e mutuo acquisto prima casa, che vanno direttamente al proprietario dell'immobile se è concesso in locazione o alla banca, perché è una norma antielusione fiscale questa. Sì, ma quindi fanno reddito ai fini di una diciamo non pagamento, cioè quelle del patrocinio gratuito?
Patrocinio gratuito non c'entra niente, il patrocinio gratuito ci sono dei limiti di legge, se dall'ISEE risulta che la signora è nei parametri di legge per accedere al gratuito patrocinio, accede al gratuito patrocinio. Non c'entra perché... il limite mi sembra sia 11.000 dispere. Sì. E allora voglio dire, se uno prende 400 euro al mese di NASPI e da questo, va bene, vengono praticamente detratti, viene praticamente assommato a quello del reddito di cittadinanza, però viene detratto, va bene, che succede? Che le 280 euro non fanno reddito, non fanno reddito. Non fanno reddito? Ovviamente no, perché sono spese, è un'integrazione che fa lo Stato. Quindi il reddito lo fa solo il reddito di cittadinanza. No, ma le somme che prendono è reddito di cittadinanza e quota NASPI. Dico 780. Allora, sì, ma non capisco, scusate, a parte la consulenza fiscale, cioè non capisco la domanda, qual è il problema che state ponendo ai telespettatori, così che diamo informazione a tutti quanti. Cioè l'Ucraina che ha questi problemi, no? Sì. Percepisce questo. NASPI è la differenza col reddito di cittadinanza, in più gli viene pagato il canone di locazione fino alla concorrenza di 280 euro. Bene. Sì. Qual è quindi il problema? La domanda, qual è il problema? La domanda era innanzitutto questa che l'ho fatta la prima volta, cioè se il reddito di cittadinanza è compatibile. Però lei mi ha detto, mi ha spiegato che però dal reddito di cittadinanza va detratto il NASPI. Ma certo. E a questa somma che rimane può comunque essere aggiunta i 280 euro del se ha un contratto di locazione registrato. Sì. Certo. Quindi questa è la normativa, chiaramente. Questa è la normativa di legge, questa. Questo volevamo sapere. Perfetto. La ringrazio per aver telefonato. Grazie, buongiorno. Grazie a lei. Quindi anche i cittadini stranieri residenti sul territorio italiano, lo ripetiamo, da almeno 10 anni possono, se hanno i requisiti, possono accedere al reddito di cittadinanza. Hanno gli stessi diritti dei nativi italiani. Hanno gli stessi diritti. Poi noi ci basiamo sulla normativa. Noi la norma di legge questo dice. Ci sono degli emendamenti adesso che sono in discussione, così, però al momento si tratta di emendamenti. La normativa, anche perché manca poco per, lo dicevamo. Il 6 marzo vengono pubblicate i moduli per le domande, iniziano le domande. Intanto c'è questo quindi i documenti, decreto. Ecco. Preparateveli prima. Intanto salutiamo chi è in linea. Pronto? Pronto? Salve, da dove? Io siamo dal comune di Marano Principato. Benvenuta, prego signora. Allora, io volevo sapere, per quanto riguarda questo reddito di cittadinanza, io ho fatto già il nuovo modello ISE. Allora, noi siamo 4 persone in casa, c'è un figlio di 15 anni che va a scuola e un ragazzo di 23 anni che è disoccupato. Sì. Il mio modello ISE non arriva a 9.700 euro. A 9.000? 9.700 non arriva. Partecipate. Ecco, e in più io pago pure la casa, 400 euro al mese, con in affitto, con il contratto regolarmente registrato. Perfetto. Partecipate. Volevo sapere, io penso che ci rientro. Rientrate perché 9.660 euro a cui poi per ogni componente va aumentato. E quindi per ogni figlio sono 2.000 euro, per cui va benissimo. Voi rientrate perfettamente nella casistica, nei limiti di reddito. Sì. Quindi sono andato qui già al patronato di Marano Principato, mi hanno dato già il nuovo modello ISE. Ecco, diamole queste notizie perché i patronati vi hanno dato il nuovo ISE 2019, quindi vi hanno già dato, per cui... Ecco, ma così come in tutta Italia, cioè i software per la lavorazione delle pratiche sono già presenti nei CAF. Perfetto, ecco. Quindi ci vuole il 6 marzo per fare la domanda. Il 6 marzo si inizia la domanda perché vengono pubblicati proprio i moduli. Preparatevi tutta la documentazione che dovete portare al CAF perché
dal 6 marzo in poi ci sarà molta congestione, per cui fate un accesso al CAF, però preventivamente tutta la documentazione in modo che non dovete ritornare più. Ma la signora mi sembra molto attenta. Sì, molto attenta, però è sempre meglio. Certo. Ecco, e anche naturalmente, ve lo avranno detto, copia del contratto di locazione registrato. Insomma, sapete già. Sì. E poi un'altra cosa, per quanto riguarda il fitto casa, io ancora devo percepire quello del 2015. Quando arriverà, noi siamo quasi in 2 anni di ritardo, 2015 è troppo ritardo, per cui dovete recarvi al comune di Marano e praticamente andate a chiedere se per l'annualità 2015 hanno fatto la domanda entro maggio 2015, perché vedete se c'è qualche problema amministrativo, fate un'istanza di accesso per sapere, perché noi è vero che siamo in ritardo di quasi 2 anni, però 2015 2015 è stato pagato dappertutto. Quindi bisogna dovete andare a vedere se il comune di Marano... Si fa pure la nuova domanda. Allora, chi fa parte naturalmente alle condizioni per entrare, perché ricordiamo che i parametri economici per il contributo fitto casa sono molto maggiori del reddito di cittadinanza. Chi partecipa alla misura del reddito di cittadinanza è inutile che fa il fitto casa, perché glielo paga lo Stato, per cui fino a 280 euro mensili vi dà. E poi si partecipa, se non erro, anche agli altri bonus. In automatico chi accede alla misura reddito di cittadinanza naturalmente accede in automatico al bonus elettrico e il bonus gas, quindi va in automatico. Per cui anche per questo nella documentazione, dato che accedete una sola volta, una fotocopia di una bolletta gas e una bolletta luce, quindi producetela. Va benissimo, va benissimo. Grazie assai. Grazie a lei, signora. Grazie. L'importanza di avere il contratto registrato, questa domanda che abbiamo fatto in apertura, perché spesso si assiste a questa sorta di ricatto. È una norma anti-elusione fiscale, nel senso che coloro che si trovano in regime di locazione e hanno un contratto che non è registrato, se il proprietario di casa, come spesso accade, è riluttante alla registrazione, con molta semplicità si ci può rivolgere all'Agenzia delle Entrate, se uno non vuole andare ma non perché deve far arrestare qualcuno, all'Agenzia delle Entrate, e registra e denuncia, lui conduttore, il contratto di locazione. Il contratto di locazione avrà efficacia legale, per cui il conduttore, chi è in casa in locazione, pagherà sempre lo stesso, canone di locazione, semplicemente che avrà validità legale. Poi l'Agenzia delle Entrate si rivarrà per l'omessa dichiarazione di quel reddito nei confronti del proprietario, ma sono cose che non interessano il conduttore. È meglio sempre avere, perché a volte c'è anche questa sorta di ricatto, no, tra il proprietario dell'appartamento e l'inquilino. Se tu ti faccio pagare tot col contratto, senza contratto invece paghi un po' di meno, però insomma si va comunque a perdere, no? Quando... Bisogna sempre avere le carte registrate secondo legge, che cedere ai ricatti poi non è mai una cosa buona. Noi ci dobbiamo fermare, avvocato. torneremo ad occuparci di tanti argomenti, reddito di cittadinanza, ma anche torneremo a parlare di Equitalia, cartelle, bollette. Sono un po' di problemi. Sì. Un po' di problemi. Torneremo la prossima settimana. Io intanto la ringrazio per i preziosi consigli e come sempre grazie anche a voi che siete rimasti in nostra compagnia. Arrivederci. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.